Ieri è stata una giornata molto importante per l'aspetto del welfare nel nostro territorio, nel nostro Veneto. Noi come Veneto abbiamo i nostri enti bilaterali, EBAV, Cassa Edile e Sani in Veneto, che già da anni fanno welfare per i lavoratori, welfare per le aziende. Per cui su questo noi crediamo che c'è bisogno di incentivare, c'è bisogno di dare maggiore forza, però già con la possibilità di implementare questi nostri strumenti dove si lavora insieme tra associazioni e sindacato, dove si cerca il benessere sia del lavoratore sia il benessere dell'impresa e dell'imprenditore, ma anche salvaguardando con un'ottica positiva per il territorio. E su questo credo che da 30 anni ormai con il nostro ente bilaterale, l'EBAV, abbiamo uno strumento che dà alle aziende e ai lavoratori un beneficio. Quest'anno scade il 30° e bisogna rinnovare quello che è il progetto per i prossimi anni di questo ente bilaterale. E credo che su questo ci stiamo impegnando proprio per far crescere quella fetta di welfare che hanno bisogno sia i lavoratori che gli imprenditori, ma soprattutto cercare di dare una positività a quelle che sono le vere esigenze del nostro territorio.